milanese, mamma di 39 anni, muore nello schianto frontale con un'altra vettura. La figlia di 6 anni si salva per miracolo. L'hanno trovata aggrappata alle gambe della madre. Indice RT in salita in Veneto, sempre più probabili restrizioni per le scuole. Zaia si appella ancora una volta al governo e CTS se necessario. Agiremo, l'epidemiologo, siamo all'inizio della nuova fase di contagio. Vertice urgente tra Comune di Treviso, Save, Ryanair, confermato lo slittamento dell'apertura. Si va a giugno, resta invece il piano di investimenti per rilanciare l'aeroporto. Aggressivi e rissosi, un gruppo di minori sta girando ad Oderzo, 2 episodi di aggressione nei parchi cittadini. Il sindaco promette controlli. Azienda di prodotti digitali di Quinto, fallita nel 2017 al centro di un'operazione della Guardia di Finanza, denunciati per truffa e bancarotta fraudolenta agli ultimi 2 amministratori. Paura in Val di Zoldo per un incendio divampato sul versante scosceso di mezzo canale, rogo causato da una scintilla durante il lavoro di un gruppo di operai. Da domani fino al 6 marzo sarà a Sanremo per affrontare la sfida del concorso riservato ai giovani emergenti e la 20enne Alessia Toffoli di Vittorio Veneto. Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo con questa tragedia, questa notizia di cronaca che ha visto la morte di una giovane mamma, 39 anni, era in macchina insieme alla figlioletta che per fortuna si è salvata. Il muretto scheggiato, le primule bianche, è quel che resta oggi della tragedia che si è consumata qui in via Baldrocco a Porcellengo di Paese, dove ieri sera intorno alle 20:30 l'auto condotta da una mamma di 39 anni, Stefania Bonaldo, con a bordo la figlia di 6, si è scontrata con la macchina di un 19enne di Vedelago. Un botto tremendo, sono uscito e ho visto sto disastro. La donna è stata estratta dall'abitacolo in condizioni disperate ed è morta poco dopo al Cafoncello, ferite lievi per la bambina. Da mamma mi è venuto davvero una stretta al cuore stamattina. C'era questa bimba piccola, è stata soccorsa appunto dai vicini che gentilmente hanno capito la situazione e certo ci si mette nei panni, non è certo, questa è una tragedia, direi. Stefania era una donna vitale, energica, psicologa, era originaria di Treviso ma da poco residente a Volpago. La mamma Rosanna è stata a lungo volontaria del Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e di Rete Veneta. È a lei che è stata affidata ora la nipotina. La polizia stradale ha proseguito nel pomeriggio i rilievi. Non è chiaro nello scontro chi abbia invaso la corsia opposta. Entrambe le vetture erano a centrostrada, ma a rendere fatale l'impatto è stata per certo l'alta velocità, afferma il sindaco, anche lei oggi in sopralluogo nel punto dell'incidente. Conosco già, ma volevo capire bene la dinamica, vedere dove era venuto nella fattispecie. L'impatto è stato devastante, quindi sicuramente è imputabile alla velocità, purtroppo. Quella è una strada sottoposta a nostra attenzione costante. L'ultimo mese abbiamo elevato 20 violazioni per eccesso di velocità e altrettante anche nel mese precedente, quindi noi li monitoriamo in continuazione. Purtroppo è una via in cui la gente corre e ci vorrebbe un po' più di senso civico. Il 19enne alla guida della Volkswagen Polo sotto shock è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. A suo carico la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Guidava con la patente sospesa e soprattutto con un tasso di alcol nel sangue 4 volte oltre il consentito. Un vero e proprio pericolo su 4 ruote. Il 60enne che ieri pomeriggio a Resana è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco dopo essere uscito di strada con la sua auto. Fortunatamente l'uomo non ha coinvolto altri veicoli nell'incidente. Ieri sera altro controllo a San Biagio di Callalta. Un 35enne è stato pizzicato al volante con un tasso alcolemico 3 volte il consentito. Veniamo al contagio. L'indice RT in Veneto continua a salire, sempre più probabile la restrizione delle scuole. Serve prudenza, dice Zaia, che si appella ancora una volta a governo e CTS intanto accelerano le vaccinazioni. Abbiamo un R-T che è salito, che inevitabilmente è salito alla luce del fatto che comunque le relazioni sociali e anche le buone temperature portano, diciamo, maggiormente alla creazione di assembramenti e, non ultimo, anzi lo metterei per primo,
la presenza delle scuole aperte. Questa è la fotografia di inizio marzo scattata da Zaia a un Veneto che resta sì giallo, ma in un paese che si è presto ricolorato di arancione per motivi, dice il governatore, abbastanza evidenti. Una lettura empirica ce l'abbiamo in diretta, se volete, che è quella che vediamo che chi ha aperto le scuole prima di noi le sta chiudendo. E vediamo comunque che chi le tiene aperte in parte le ha già chiuse. Il tema quindi resta quello di tenere i più giovani, spesso asintomatici ma con alta carica virale, in spazi confinati, questione che la Regione riproporrà a Governo e CTS già nelle prossime ore con un approccio dichiaratamente prudenziale. È meglio soffrire adesso che trascinare un'agonia. Se c'è da chiudere scuole noi lo valutiamo e le chiudiamo se serve chiudere le scuole. Ma non è nato non è prova muscolare, è un dato di fatto. Così come è un dato di fatto quanto successo esattamente un anno fa. Siamo preoccupati perché comunque abbiamo davanti ancora un mese prima di uscire dall'inverno, più o meno. E abbiamo visto l'anno scorso che comunque l'infezione che iniziò a febbraio non si spense prima di fine aprile. Preoccupazione che cresce guardando le scene di ressa del weekend con 17.000 passeggeri che hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, concetto questo ripetuto dal direttore Flor che ha annunciato un cambio di passo nella campagna vaccinale. Da oggi, da domani, a seconda degli arrivi, somministreremo tutti i vaccini che arrivano perché ci siamo fatti la famosa scorta dei 21 giorni, che sono il richiamo, no? Disponibilità che portano a un'accelerazione della roadmap. Da qui a fine marzo dovremmo somministrare qualcosa come 350, forse 370.000 dosi. L'obiettivo quindi resta correre più delle varianti, compresa quella sudafricana registrata nel vicino Alto Adige con i primi 2 decessi. Contagi in scuole, di questo tema si occupa il sondaggio di Ring della settimana. Contagi, meglio chiudere subito le scuole? Se la vostra risposta è affermativa dovete comporre lo 0422 16 26 691. Se invece ritenete che non sia giusto chiudere subito le scuole, componete lo 0422 16 26 690. La telefonata è gratuita. Curva in salita e di nuovo inizio parla anche Massimo Guerriero, epidemiologo biostatistico dell'Università di Verona. Sentiamo che cosa ci racconta. Sembra che ci siano tutti gli elementi per poter dire che siamo a un nuovo inizio. I grafici certificano una risalita del contagio dopo settimane di decrescita, un trend che coinvolge in Veneto anche i ricoveri negli ospedali. C'è una flessione in aumento anche per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie non intensive e nelle terapie intensive a livello nazionale, quindi tutto fa pensare che veramente siamo di fronte a un nuovo inizio. Nel nostro Veneto la situazione è esattamente identica e in più segnaliamo che la settimana scorsa l'R-Conti era 0,91 ed è ancora in crescita, adesso siamo vicini all'1 e voi sapete che con l'R-Conti uguale a 1 si passa dalla zona gialla alla zona arancione. La tendenza quindi sembra ineludibile per Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico all'Università di Verona. L'incidenza delle varianti, l'inglese soprattutto, ha fatto riprendere quota al virus dopo il calo complessivo di inizio anno. C'è stata questa decrescita, ma la decrescita non è arrivata a zero e quindi diciamo che sta nascendo un nuovo giorno non dallo zero ma da un punto che, come vedete, è già molto alto rispetto alla prima ondata di marzo e aprile del 2020. Rispetto al 2020 però ci sono i vaccini. Adesso stiamo facendo fatica a far partire la macchina, però sarà sempre meglio, quindi voglio dire il futuro sarà veramente sempre più roseo. Bisogna adesso fare attenzione in questi mesi perché siamo ben lungi dall'avere la possibilità di fare una vaccinazione di massa. Per questo, dice l'epidemiologo, bisogna evitare gli assembramenti come quelli visti nel weekend. Mi disturbano queste immagini perché le vivo anch'io nella mia Verona e anche con i miei figli nel weekend siamo usciti per fare una passeggiata, ma il centro storico della città era non avvicinabile. Sono 4 i pazienti positivi al Covid individuati all'interno del reparto di cardiologia dell'Oras di Motta di Livenza, subito trasferiti agli altri ospedali. Il reparto è stato poi sanificato, come spiegano il presidente dell'istituto Paolo Pauletto e il direttore sanitario Guido Sattin. Ora sono sospesi i ricoveri, ma non per i pazienti post-Covid. Tutti e 4, spiega Sattin, sono asintomatici. La scoperta è avvenuta tramite somministrazione del tampone. Si tratta di soggetti che arrivavano da altre nosocomial
nosocomi per la riabilitazione. La struttura rimane Covid-free, sottolinea Sattin, che precisa come gli operatori siano stati tutti vaccinati. Resta operativo il day hospital di cardiologia e i servizi ambulatoriali collegati. Ed ora parliamo di aeroporto. Lungo vertice oggi tra il sindaco Mario Conte, Save e Ryanair dopo la notizia ieri, l'annuncio dell'assessore regionale Caner sul possibile slittamento dell'apertura dello scalo trevigiano. Così è confermato, si riaprirà a giugno, ovviamente Covid permettendo, ma rimane confermato il piano di investimenti sull'aeroporto di Treviso. Dobbiamo aspettare di capire come si svilupperà la curva, se in crescita o in decrescita, e soprattutto dobbiamo capire anche in giro per l'Europa come sarà la situazione. In questo momento le frontiere sono bloccate, il turismo è completamente bloccato e quindi pensare di riaprire sarebbe davvero irresponsabile e inutile. Ad oggi non ci sono le condizioni per poter viaggiare, è realistico. Il sindaco di Treviso Mario Conte: è lecito ipotizzare che ci sarà uno slittamento nella data di riapertura dello scalo trevigiano. Non è un problema veneto, aggiunge, ma internazionali saremo pronti a ripartire con slancio quando la situazione lo consentirà. Piuttosto è il momento ora di lavorare per spingere sul via libera il progetto di ampliamento dell'aeroporto, che rischia di arenarsi con il cambio di esecutivo e la caduta del ministro Costa. Lui aveva in mano il dossier sul master plan e il progetto di sviluppo dello scalo trevigiano. Adesso, non appena il governo sarà insediato, anche al completo dei sottosegretari, chiederò immediatamente un appuntamento, perché ormai la pratica è più che matura, nel senso che sono state fatte tutte le osservazioni, gli approfondimenti, le specifiche e le integrazioni, e quindi siamo pronti alla firma. Mi auspico che questo governo, che ha l'insegna del rilancio, degli investimenti e del sostegno dell'economia, non perda ulteriore tempo. Quanto abbiamo perso secondo lei con il cambio di governo? Abbiamo perso diversi mesi. Per quanto riguarda il tema specifico dell'aeroporto, in realtà stiamo perdendo anni, il limite è stato abbondantemente superato. La nuova apertura, dunque lo slittamento a giugno, è stato confermato proprio questa sera al termine del vertice con Save e Ryanair. Bilancio 2020 del CAF CGIL di Treviso nell'anno della pandemia, boom di richieste di bonus e sussidi. Aumento drastico nel 2020 delle richieste di bonus e sussidi, lo registra il CAF della CGIL, che ha scattato una fotografia emblematica dell'anno della pandemia, con una contrazione dei redditi e un boom delle richieste di sostegno economico. Di fatto abbiamo notato una grossa impennata di richieste per i sussidi di sconti sulle bollette, quindi luce, gas e acqua di fatto sono stati un po' predominanti tra i sussidi richiesti. Più 869% delle richieste di bonus elettrico, oltre 5.000, più 975% per il gas, 4.700 pratiche, più 304% per le utenze idriche, 2.300. Allarmanti anche i numeri legati al reddito e pensione di cittadinanza. 2.590 le domande inoltrate per il primo nel 2020 e per il nuovo reddito di emergenza 2.348. E poi gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, i bonus vacanze, in moltissimi hanno cercato aiuto. Anche persone che magari prima non avevano provato a presentare l'ISEE lo hanno fatto proprio per cercare di vedere se in qualche modo qualcuno dei bonus messi a disposizione ne poteva far usufruirlo. E per il 2021 la situazione non migliorerà. Solo nel mese di febbraio, perlomeno presso gli sportelli del CAF CGIL della provincia di Treviso, abbiamo già avuto 8.000 prenotazioni solo di persone che ci chiedevano l'ISEE. Complice in questo caso anche l'obbligo di ISEE per l'ottenimento dell'assegno unico per i figli previsto da luglio. Quelli che più hanno chiesto sussidi sono stati quelli che improvvisamente si sono ritrovati con un reddito inferiore o azzerato. La platea dei lavoratori è indubbio che sono coloro i quali hanno maggiormente fatto domanda per ottenere dei benefici. Aspetto questo che viaggia parallelamente con le difficili condizioni del mercato del lavoro. Nella Marca nel 2020 le assunzioni sono state 20.000 in meno rispetto all'anno precedente, mentre la cassa integrazione ha superato i 300 milioni di ore.
Andiamo a Conegliano, dove i carabinieri hanno sanzionato la titolare di un bar per aver venduto bevande alcoliche ad un gruppo di 7 giovani, di cui 5 minorenni. L'assunzione di prodotti è stato rilevato sarebbe avvenuta al tavolo senza rispetto del distanziamento reciproco tra i clienti. I militari hanno chiesto la chiusura del locale secondo quanto previsto dai decreti anti-Covid. Da Conegliano d'Oderzo, aggressivi e rissosi, un gruppo di minori si sta girando nel paese. Il titolare che gestisce gli impianti comunali di nuoto ha scritto al comune e chiamato i vigili. Questi tavolini qua che avevo esterni erano 6, adesso me ne sono rimasti 3 perché ne trovo rotti ogni 15-20 giorni. Massimo Fresca è titolare dal 2017 del bar delle piscine comunali. Mercoledì scorso una di queste sedie se l'è vista lanciare addosso. Quando ha provato ad affrontare a parole il gruppo di ragazzini che da mesi, verso l'imbrunire, sembra aver colonizzato la zona, si è visto lanciare addosso anche una bicicletta. È diventato un posto di ritrovo, ci sono parecchi ragazzi fino a sera tardi nel palazzetto, nell'arena qua al centro ce ne sono molti tranquilli, ma c'è anche qualcuno di più esagitato. La baby gang sarebbe la stessa che ieri ha aggredito un fotografo al parco comunale. L'ha offeso prima e spintonato poi. Il gruppetto era convinto che stesse fotografando proprio loro. Questi ragazzi non trovano nel pomeriggio e nella sera una collocazione da poter essere inseriti su attività come magari lo erano in precedenza, e noi abbiamo cercato di intervenire in modi anche garbati con questi ragazzi, ma poi si sfiorava lo scontro fisico. Sono gruppi diversi che si conoscono tra di loro, sono minori, c'è sicuramente un leader, spiega il presidente di Arca. E loro sono in tanti, sono abbastanza, diciamo così, nervosetti, e quello che si nota un po' nelle varie trasmissioni che fanno alla TV, dove sempre ci sono le risse al centro di un'attenzione. È uno sfogo che i ragazzi cercano. Dopo l'episodio di mercoledì, il gestore degli impianti comunali di nuoto ha deciso di scrivere al comune. Non appena si intensifica la vigilanza in una zona, si spostano in un'altra, riferisce il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. L'ultima segnalazione ricevuta oggi è per Parco Parise, dove sono stati trovati i resti dell'ennesima serata di cibo e alcol. I turni della polizia locale, fa sapere Scardellato, non consentono una copertura negli orari serali e per questo, conclude il sindaco, l'accordo con i carabinieri è di intensificare i controlli. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Riportiamo da un'operazione della Guardia di Finanza che ha denunciato per truffa e bancarotta fraudolenta gli ultimi 2 amministratori di un'azienda di prodotti digitali. L'azienda in difficoltà lo era dal 2013. Un paio d'anni dopo l'amministratore, un 62enne pisano, ha iniziato a pianificare la sua uscita di scena facendo subentrare al suo posto una prestanome, un'ex pasticcera di 30 anni, originaria di Caserta, a cui scaricare le responsabilità penali della distrazione del patrimonio aziendale. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato a piede libero i 2 soggetti accusati di truffa e bancarotta fraudolenta per 6.600.000 euro in seguito al fallimento dell'azienda di Quinto di Treviso, di cui erano a capo, azienda che si occupava di distribuzione di prodotti digitali. 16 milioni di euro il danno per i creditori, tra cui anche istituti di credito, da cui si era fatto anticipare sulle fatture quasi 3 milioni. La banca anticipava sulle fatture presentate una parte dell'importo, solo che poi non incassava l'importo perché il rappresentante legale della società comunicava a sua volta alla banca che l'IBAN era stato sbagliato e quindi l'importo veniva poi comunicato su un'altra banca. È un po' complesso praticamente. Non è stato disposto al momento alcun sequestro di beni. Il sospetto, tra l'altro, è che parte del denaro abbia già lasciato l'Italia, avendo il 60enne ceduto l'intera partecipazione a una società estera. Poiché dietro a queste società c'erano delle società estere, non escludiamo che parte dei profitti illeciti abbiano trovato una destinazione su qualche conto estero. La Finanza sottolinea come nel 2020 i reati fallimentari, vista la grave situazione economica, abbiano subito un forte incremento. Solo a Treviso sono state 70 le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle, con la denuncia di 140 persone e l'accertamento di distrazioni patrimoniali per oltre 400 milioni di euro.
Pronta per affrontare il palco di Sanremo Giovani, lei è Alessia Toffoli, ha 20 anni ed è di Vittorio Veneto. Mi hai lasciata qui con le mani sulla testa. Martedì 2 marzo parte la 71esima edizione del Festival di Sanremo, il grande festival della musica italiana, e la ventenne Alessia Toffoli di Vittorio Veneto è pronta ad affrontare la sfida del concorso riservato ai giovani emergenti Sanremo New Talent. Un sogno che s'avvera per la cantante da sempre innamorata della musica, che nella Casa Sanremo, sino al 6 marzo, vivrà un'esperienza unica. E allora un in bocca al lupo alla nostra giovane artista. Davvero. Via Grande di Mignagola, invasione di pecore e agnelli oggi pomeriggio. Un gregge guidato da 2 pastori che ha percorso la lunga via, fortunatamente non nell'orario di punta. Almeno un centinaio gli esemplari che sono transitati, con loro c'era anche un cavallo. Molte le auto bloccate dal passaggio che hanno accettato di buon grado questo stop forzato, godendosi lo spettacolo e magari cogliendo l'occasione di fare qualche fotografia. La strada per una buona mezz'ora è stata percorsa così a senso unico, alternato. Siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Ancora una notizia di cronaca in apertura, tragedia in montagna perché è stato ritrovato privo di vita il 27enne di Sedico, del quale non si avevano notizie da sabato. Tiziano Soppelsa, uscito per un'escursione al Piz di Vedana in comune di Sospirolo, è precipitato da un sentiero denominato Via Normale. Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio di oggi dagli uomini del soccorso alpino e dai vigili del fuoco. E non c'è pace per la Val di Zoldo dopo le frane. Oggi un incendio è divampato sul versante scosceso di mezzo canale. Mobilitati subito i vigili del fuoco, i volontari di Zoldo, oltre al personale dell'antincendio boschivo della Regione Veneto. Stavano lavorando, tagliando con la smeriglio su dei pezzi di ferro, deve essere andata via una scintilla, è partito da quello l'incendio. Una scintilla durante le fasi di lavorazione di un gruppo di operai che per conto di Terna stavano dismettendo una linea elettrica. Così il direttore delle operazioni di spegnimento spiega l'origine dell'incendio, che in poche ore nella tarda mattinata di oggi è divampato e si è propagato in un'area di circa 400 ettari sopra mezzo canale in Val di Zoldo. Sta arrivando l'elicottero della regione, l'elicottero antincendio, lo vedete in questo momento ed è l'unica possibilità che in questo momento si ha qui a mezzo canale per spegnere l'incendio che è divampato attorno alle 11:30 di questa mattina, una zona particolarmente impervia, la vedete. Molte rocce, sta bruciando sottobosco, i vigili del fuoco si sono inerpicati con le pompe lungo questo pendio, ma è impossibile intervenire da terra e si sta aspettando l'intervento di un ulteriore elicottero. I primi ad intervenire i vigili del fuoco di Belluno con il personale volontario della Val di Zoldo, poi gli uomini dell'antincendio boschivo della regione arrivati da Soverzene. A bordo strada con il naso all'insù il proprietario di una baita lambita dalle fiamme. Questa mattina stavo facendo legna quando ho visto del fumo e sono venuto qua e è iniziato a partire l'incendio. Il vento non sta dando una mano, anzi le fiamme, nonostante i continui lanci d'acqua dall'alto, si autoalimentano e i timori aumentano. Sto aspettando per vedere gli eventi come vanno. È preoccupato? Oddio, la preoccupazione c'è sempre perché ho le galline. Praticamente la mia attività si svolge qua. L'assessore veneto Giampaolo Bottacin segue lo sviluppo degli eventi in costante contatto con il personale della regione che opera sul posto. Siamo qui fino a stasera, prima all'imbrunire, dopodiché l'elicottero non può più operare, torneremo domani mattina in ogni caso per fare la bonifica, per verificare se l'incendio ha ripreso durante la notte, insomma, perché si potrebbe infiltrare nel terreno e quindi dopo riprendere qualche ora dopo, un giorno dopo, e ogni incendio ha la sua storia.
Speriamo che le fiamme vengano circoscritte in fretta, non ha più parole il sindaco De Pellegrin, alla terza emergenza in poco meno di 3 mesi. Non bastava la frana enorme dello scorso dicembre che ha isolato per un mese intero la Val di Zoldo, neppure la colata di detriti di un paio di settimane fa che ha interrotto nuovamente la provinciale 251. Ora ci si è messo pure un incendio. Ci vuole un viaggio a Lourdes, scherza il sindaco, per smorzare la tensione che da 3 mesi attraversa la sua valle in lungo e in largo. Questo evento di fatto rappresenta certamente un episodio pericoloso, anche perché il vento forte che tirava veramente rischia anche di andare verso la valle. Da questa mattina c'è un fumo enorme in valle, gli elicotteri sono intervenuti, pare che come vede ancora ora la situazione non sia sotto controllo. E infatti i timori sono tanti, episodi del genere con le abbondanti nevicate di questi mesi sono molto rari, ma la zona dove si è sviluppato l'incendio è fatta di rocce e sterpaglie. Sopra è secco, con delle lavorazioni hanno fatto scattare l'incendio e non è doloso, però insomma non ci voleva anche questa, no? Circoscritto e domato l'incendio bisognerà pensare alle opere di pulizia e di rimozione di sassi che facilmente potrebbero precipitare sulla strada. Naturalmente l'incendio smuove e questo potrebbe determinare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ulteriori cedimenti di materiali in strada e quindi dovremo monitorare, vigilare con Veneto Strade affinché non si verifichino episodi tragici come avete visto nei giorni scorsi. Già, perché per percorrere la 251 ci vogliono occhi davanti e dietro. Paura e disagi sono un problema che si protrae oramai da decenni. Oramai, dice il sindaco, è ora di fare la voce grossa perché si attivino le procedure per i necessari interventi di messa in sicurezza della viabilità. Da Zoldo arrivare a Longarone sono 20 minuti in condizioni normali, quando c'è un'interruzione ci vuole 1 ora e mezza, 1 ora e 20 per percorrere, per arrivare comunque a Longarone da Zoldo, ed è insostenibile, invivibile per noi una situazione del genere, vorrebbe dire un lento ma inevitabile esaurimento di vita nella valle. Il punto sui vaccini, grande lavoro per il team vaccinale dell'ULSS Dolomiti a favore delle persone della classe 1941 che nel weekend appena trascorso hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Complessivamente sono stati vaccinati 1.500 soggetti con operatività regolare e tempi di attesa contenuti. La sorveglianza post-vaccinale non ha messo in evidenza eventi avversi significativi. Chi non ha potuto ricevere la vaccinazione per immobilità o difficoltà di trasporto sarà recuperato nei prossimi giorni con vaccinazioni dedicate a domicilio e con 3 sedute territoriali a Feltre, Tai e Agordo. Il programma vaccinale per gli ultraottantenni proseguirà con la classe 1940 il 14, 15 e 16 di marzo, mentre sono già state spedite le lettere invito per la classe 1939 che si svolgerà tra il 26 marzo e il 1 di aprile. Viste le buone forniture del vaccino Pfizer, sarà anticipata la convocazione della classe 1938 che sarà fissata entro le festività pasquali. Torna l'appuntamento con Ring questa sera, si parte alle 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino saranno Domenico Crisarà, vicepresidente dei medici di medicina generale Alberto Stefani, Lega Nord Erika Baldini, Movimento 5 Stelle Giacomo Possamai, Partito Democratico e poi ancora Achille Variati, Partito Democratico. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, Ring alle 21:15. Grazie, arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Benvenuti al Meteo. Gran parte d'Europa è sotto la protezione dell'alta pressione, anche sul nostro territorio, dunque tempo stabile e clima mite, in attesa che nel weekend cambi tutto a causa di un fronte freddo che irromperà sull'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 2 marzo sarà decisamente asciutta e soleggiata. Il cielo si presenterà sereno con aria tersa e ottima visibilità, soprattutto in alta quota. Nei fondovalle e in pianura invece possibili foschie soltanto nelle ore più fredde. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi invece tra i 10 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole, non sono attese piogge, il cielo sarà sgombro da nubi ovunque. Temperature
Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 13-15 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata con un cielo sereno ovunque o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 16 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.